Dopo mesi di intenso lavoro, finalmente abbiamo approvato il report redatto dalla Commissione speciale sul Covid del Parlamento europeo. Si tratta di un documento che analizza ciò che abbiamo imparato dalla pandemia e che offre raccomandazioni preziose per il futuro. Il nostro obiettivo è avere un'Unione Europea meglio attrezzata per rispondere a potenziali future crisi sanitarie. L'Unione Europea e gli Stati membri hanno affrontato negli ultimi anni un'enorme sfida per la salute pubblica, con mezzi talvolta non adeguati e senza una veduta d'insieme che fosse in grado di tutelare la salute di tutti i cittadini. Da qui la necessità di elaborare una strategia per la prevenzione, la sorveglianza, il monitoraggio epidemiologico, il potenziamento della sanità territoriale. Era fondamentale attrezzare sia l'Unione che gli Stati per rispondere a potenziali futuri crisi sanitarie. Ma la dimensione sanitaria è solo una parte di questo report. Abbiamo anche richiesto che nel futuro la risposta delle autorità pubbliche sia socialmente più giusta, in particolare per sostenere le porzioni di popolazione emarginate che hanno maggiormente sofferto le conseguenze della pandemia. La pandemia infatti ha segnato le nostre società, lasciando un segno ancora visibile. Le disuguaglianze sociali che si sono aggravate devono essere affrontate in modo deciso, lo stesso vale per la violenza di genere, l'impatto sull'istruzione dei bambini, il loro benessere, il sostegno agli anziani, le necessarie misure di ripresa economica. Infine siamo intervenuti anche sulla prospettiva estera, per la creazione di un sistema internazionale equo che promuova l'interesse pubblico, l'accesso globale alle contromisure mediche e alle cure e ai vaccini. Sono orgogliosa di essere la relatrice per il gruppo dei Socialisti e Democratici per questo importante file che sarà il riferimento per le future misure legislative e iniziative politiche sia a livello europeo che a livello nazionale. Il prossimo passo è il voto in plenaria nella sessione di Strasburgo di luglio e vi terrò quindi aggiornati anche su questo.